Benvenuti, oggi è mercoledì 24 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:15. La luna sorge alle 22:29 e cala alle 9:12. Oggi si celebra Santa Cristina. Il nome Cristina deriva dal greco e significa consacrata a Cristo. Il 24 luglio è il Simón Bolívar Day, la festa nazionale del Venezuela. È una ricorrenza di molti paesi del Sud America per celebrare l'anniversario della nascita del generale e rivoluzionario venezuelano Simón Bolívar, il Libertador dall'America. È una festa sentita in tutto il mondo. Pensate che perfino in Italia, a Napoli, sono stati realizzati un murale e una targa celebrativa per la rivoluzione bolivariana. Sono 55 le candeline per la cantante e attrice Jennifer Lopez. Nata a New York da genitori portoricani, per lasciarsi alle spalle il contesto di degrado in cui è costretta a vivere, studia canto e danza, perfezionandosi sia in inglese che in spagnolo. Una scelta vincente che le spalanca prima le porte del cinema e poi quelle della musica. Regina del pop latino, è stata eletta nel 2012 dalla rivista Forbes celebrità più potente del mondo. Festeggia 67 anni l'attore napoletano Vincenzo Salemme. Si forma nella prestigiosa compagnia di Edoardo De Filippo, dove rimane per 7 anni, maturando anche l'estro di autore teatrale. Negli anni 90 costruisce una compagnia con Carlo Bucci Rosso e Maurizio Casagrande, che spopola anche al cinema. Infine, oggi compie 65 anni l'ex campione di canottaggio Giuseppe Abbagnale. Nato a Pompei, ha dominato nella specialità 2 col fratello Carmine e il timoniere Giuseppe Di Capua, vincendo 2 titoli olimpici e 7 mondiali. Storica la telecronaca di Giampiero Galeazzi per l'oro olimpico conquistato a Seul nel 1988. Nel bel mezzo dello sbarco in Normandia, un piccolo plotone agli ordini del capitano Miller si mette sulle tracce del soldato James Ryan, ultimo superstite di 4 fratelli, tutti caduti in battaglia, per riportarlo a casa. Diretto dal maestro di effetti speciali che risponde al nome di Steven Spielberg, il 24 luglio del 1998 debutta nelle sale Salvate il soldato Ryan. Vincitore di 5 premi Oscar e supercampione di incassi, il film è ispirato alla vera storia del sergente Frederick Fritz Nyland. Siete fortunati se nella vostra casa ci sono dei gemelli, e no, non sto parlando di segni zodiacali, ma vi siete mai resi conto di quanto siano straordinari? Sapete che il 40% dei gemelli sviluppa un linguaggio segreto, un vero e proprio codice criptico che lascia gli adulti a bocca aperta? Questo fenomeno incredibile ha un nome: criptofasia. Si manifesta quando ogni gemello ripete le parole pronunciate in modo errato dall'altro, deformandole e abbreviandole, fino a creare una forma di comunicazione unica e affascinante, tutta loro. È come se avessero creato un mondo a parte solo per loro. Che meraviglia! Buongiorno ai 12, una romanticissima luna in pesci accende i sensi d'estate. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. È una luna di 12ª casa per voi che vi rende sensibili e romantici, ed è finalmente giunto il momento di scoprire le carte e di iniziare a vivere il tipo d'amore che volete. Il sole dalla vostra è estate. Toro. La giornata di oggi prevede una luna amica, un po' a corroborare l'umore che è stato un po' in tensione durante il suo passaggio in Acquario. Urano fa pace con Nettuno e con i sogni di un pianeta marino che chiede di andare lontano. Il Sole dal suo canto è anche più rafforzativo e finalmente oggi comincia ad andare bene, sia per quello che riguarda l'economia, sia per quello che riguarda l'amore. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna di
quadratura proprio su Marte, che tende un po' a renderlo un po' pauroso nell'azione, ma l'ottimismo gioviano vi farà decidere in fondo che anche se siete titubanti rispetto a una direzione affettiva, professionale o lavorativa, vi lancerete comunque. Cancro, giornata oggi con una bellissima luna di trigono, la vostra luna ricomincia a funzionare e dati che siete rimasti soli soletti nei vostri gradi senza pianeti, ecco che è proprio il vostro percettibile astro che regala un po' di energia sognatrice, anche se c'è qualcosa da aggiustare, soprattutto in un gruppo di amici. Leone, giornata oggi molto interessante, visto che Urano e Marte sono dalla vostra parte, vi sentite più rinvigoriti, un po' meno Venere, che tenderebbe a godere sì degli appoggi gioviani, ma a sentirsi un po' sola, e soprattutto Plutone che ancora vi riempie di dubbi e che vi fa sentire una certa attenzione barra attrazione per qualcosa o per qualcuno che è un po' sconveniente. Vergine, luna d'opposizione oggi, per cui oggi diciamo che il sogno romantico è un po' infranto, si torna alla realtà e si devono anche valutare tutta una serie di punti di vista, anche perché Luna, Saturno e Nettuno in questi giorni vi richiameranno all'attenzione di un qualcosa che senza il vostro intervento sarebbe inefficace o precario. Bilancia, oggi gli astri vi lasciano un po' in pace. Il trigono di Marte e di Giove e anche i sestili di Sole, Venere e Mercurio vi fanno diventare più forti, più efficaci, più potenti. Le emozioni della Luna vengono un po' sottaciute e voi forse oggi avete lo spazio giusto per dedicarvi a voi stessi, ai vostri amori. Scorpione, giornata oggi molto interessante visto che la Luna è di trigono e finalmente risale l'umore e porta anche delle belle notizie sia sul lavoro che per quello che riguarda i sogni romantici, anche se Venere e Mercurio non sono d'accordo ed è ancora un po' tutto campate in aria nella vostra testa, non fatevi mettere nel sacco dai dubbi, cercate comunque di credere sempre nei vostri sentimenti. Sagittario, giornata oggi che prevede una luna di quadratura, forse qualche ripensamento, qualche dubbio, qualche emozione o richiamo familiare che ha bisogno di voi, qualche parente anziano probabilmente o qualche amico da soccorrere nella vostra generosità. Beh, accorrerete tosto presto. Capricorno, giornata oggi con una luna di sestile, una luna pratica che inizia a comunicare bene per questioni di lavoro e che non tralasciando i sogni. Oggi è una giornata da comando, ecco, assisterete da lontano e promulgherete come un editto, come dei re, le vostre volontà. Il Capricorno oggi farebbe bene a cominciare a progettare le vacanze, a rilassarsi un po', ve lo meritate. Acquario, luna di seconda casa che vi rende un po' più pratici e concreti. Oggi dovrete porre molta attenzione a quelle questioni economiche, sistemare qualcosa in banca, pagare qualcosa di arretrato e soprattutto riempirvi gli occhi di bello. Pesci, luna nei vostri gradi supersensibile, in disaccordo con Mercurio, quindi ancora non riesce a esprimersi bene, ma la capacità dei segni d'acqua è quello di far arrivare la vibrazione sentimentale in un momento assolutamente pieno ed efficace. Cercate quindi di usare un linguaggio che sia molto romantico e affascinante come solo voi sirene del mare sapete fare. Fu un archeologo ed esploratore statunitense, Hiram Bergman, a riportare alla luce il 24 luglio del 1911 il sito di Machu Picchu, una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Parliamo dello scrigno dell'antica civiltà Inca, che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù. La sensazionale scoperta, esaltata da un fotoreportage sulla rivista National Geographic, affascinò il mondo intero e diede inizio alla fortuna turistica dell'area, inclusa nel 1983 tra i patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Avete quella persona speciale che vi accompagna ovunque, che sia il vostro migliore amico o il vostro partner? Beh, ho un proverbio perfetto per descrivere la vostra relazione. Like two peas in a pod.
come due piselli in un baccello. Questo significa che siete così simili e uniti che sembrate inseparabili, proprio come i piselli che crescono insieme nello stesso baccello. Quindi non esitate a condividere questo modo di dire con la vostra anima gemella. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Zelda e Scott Fitzgerald, la coppia più glamour degli anni '20. Viveva una vita di eccessi e lusso, ma quando il successo abbandonò Scott, si trovarono in gravi difficoltà finanziarie. Ci furono litigi, tradimenti e la dipendenza dall'alcol da parte di Scott, mentre Zelda cercò una via di fuga nella danza. La danza divenne la sua ossessione, ma nonostante fosse vicina al successo, i suoi problemi mentali e la diagnosi di schizofrenia complicarono ulteriormente la sua vita. Nel suo romanzo Lasciami l'ultimo valzer, Zelda raccontò la sua intensa e tormentata vita, inclusa la relazione con Scott, da idolo a rivale. I suoi quadri, nascosti nella soffitta di famiglia, rimasero sconosciuti fino agli anni '60. Zelda interruppe il suo valzer troppo presto. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Ed io vi auguro di orientare sempre le vele per il verso giusto. Grazie per essere stati con noi in questa puntata. Continuate a seguirci domani. Buona giornata dalla vostra Martina.